Amiche e amici, oggi proveremo insieme uno dei piatti tipici della tradizione siciliana, la pasta con i broccoli arriminati. Nel dialetto siciliano arriminati vuol dire mescolati, infatti i broccoli verranno mescolati in padella insieme alla pasta. Siamo al mercato storico di Ballarò, lui è il mio amico Alessandro e fra poco andremo a comprare gli ingredienti necessari per preparare. Che cosa prepariamo, Ale? Pasta con i broccoli arriminati, pasta incredibile, buonissima, stagionale, a costi bassissimi e si mangia in tanti. Per fare il piatto di pasta con i broccoli arriminati serve il broccolo che abbiamo acquistato, la cipolla, abbiamo scelto la cipolla scalogna che è molto più dolce e buona ed è molto usata da noi, pastolini e pinoli e infine le acciughe fresche prese dal signore qui in fondo. A questo punto non manca niente, possiamo andare a preparare il nostro meraviglioso piatto di pasta. Eccoci pronti per la preparazione di questo meraviglioso piatto di pasta, semplice e tipicamente siciliano. Qua abbiamo le nostre meravigliose acciughe, fresche, appena prese, pastolina e pinoli, tipici in molti piatti della nostra tradizione. La mollica da fare a torrata. Torrata significa che va tostata un attimino in padella e poi verrà messa sopra la pasta. La cipolla, ho scelto il cipollotto scalogno perché è più dolce e a noi piace di più. Per questione di gusti si possono usare tutte le cipolle. E infine il nostro broccolo. Iniziamo a tagliare la cipolla per preparare il soffritto, che è la base di tutti i nostri meravigliosi piatti siciliani. I broccoli sono pronti, si possono uscire. Molto importante conservare un pochettino dell'acqua del broccolo, questo vale sempre con le verdure. Cuocere anche la pasta nell'acqua stessa della verdura rende la pasta molto più gustosa e nutriente, perché perde tutti i sali minerali che vengono persi dalla verdura, poi noi ce li mangiamo. Buonissimo. Extravergine di oliva. Siamo generosi che l'olio è buono e ci piace. Ok. Aggiungiamo i broccoli. Riscaldiamo un po' la padella e atturiamo la mollica, cioè la tostiamo. Ed ecco la nostra mollica atturrata, pronta per essere poi messa sulla pasta. Tagliamo la pasta. Coliamo la pasta avendo cura di conservare un po' dell'acqua con l'amido, che sarà prezioso come lo è sempre in tutti i piatti di pasta. Andiamo ad aggiungere l'acquetta con cui cuoceremo l'ultima parte della pasta. Ed ecco a noi a questo punto il piatto pronto. Dopo l'ultima spolverata di mollica, quindi di pane tostato, abbiamo questo piatto meraviglioso. Piatto della tradizione siciliana, broccoli in tegame. Quindi abbiamo una serie di ingredienti, tra i più importanti rappresentati nel piatto, il broccolo, un antiossidante per eccellenza, quindi molto importante perché contiene sulforafano, che è quello che noi sentiamo durante, la cottura. E abbiamo l'acciughina, molto importante, perché contiene omega 3 e omega 6 e anche, anti-acidi grassi polinsaturi. Olio d'oliva, che ovviamente è il nostro, alimento per eccellenza della dieta mediterranea, quindi ricchissimo in vitamina E, in antiossidanti e polifenoli. Quindi gustatevi questo piatto completo di mollica atturrata, eccezionale e meraviglioso da gustare.